Siamo alla fine del presidio dell'ultima sera di Difendiamo la Mimosa, le Mimose. È quasi mezzanotte, poco prima delle 11, insomma, e siamo qui e siamo riusciti a salvare, sembra anche quest'anno, le mimose. Oltre ai 20 volontari di Amico Albero si sono alternati in 3 giornate di vigilanza alle mimose di via Cappuccina, riuscendo anche quest'anno ad evitare quasi del tutto le razzie che li spogliavano per alimentare il mercato nero che si verifica in occasione della festa della donna. Sono 10 anni che queste due mimose ci preoccupano e che anche riusciamo a salvarle. Non è stato così tutti gli anni. All'inizio abbiamo un po' sofferto perché di notte riuscivano. Quest'anno da 3 anni ormai abbiamo anche l'aiuto della vigilanza. Il fatto più grave è proprio il pomeriggio dell'8 marzo. Un uomo che parlava in veneziano è riuscito a strappare un grosso ramo scappando a bordo di un furgone del quale è stata presa la targa. Nelle 2 notti invece la guardia di sorveglianza ha bloccato 3 tentativi di razzia, alle 4 di notte del 7 marzo e all'1 e alle 2:30 della notte seguente. Devo dire che tutti quelli che passano ci dicono bene, bravi, anche se sembra una cosa piccola, è una cosa che rende il senso della città, della comunità.